Adesso parliamo con un altro ospite, abbiamo piacere di avere con noi ancora una volta Raffaele Padrone, dirigente sindacale della FSP Polizia di Stato di Pordenone. Buonasera e ben trovato. Grazie a voi, grazie direttore. Allora Padrone, ben trovato, parliamo tanto della raffica di furti, vista la sua presenza che c'è stata nel weekend scorso nel Pordenonese tra vari comuni coinvolti e anche con un ingente bottino da parte dei ladri. Ma allora quali sono i consigli che si possono dare ai cittadini? Perché veramente i furti ormai in abitazione sono veramente molto frequenti, ci sono dei consigli delle forze dell'ordine anche? Ma i consigli sono quelli che avevo citato alcune volte scorse o nel momento in cui si verificano questi casi negli appartamenti, nelle ville, nelle case insomma anche al di fuori dal centro cittadino, anzi sono quelle più bersagliate ovviamente. E lì magari il consiglio è quello della, dico io, quello della nonna, no? Quello di magari lasciare qualche luce accesa, qualche radio accesa, la televisione può diventare pericolosa perché scuso il riscaldamento della televisione, però magari qualche radiolina accesa, anche quando ovviamente non siamo in casa. Questi sono dei deterrenti che insomma cominciano a dar fastidio, perché se devo agire in pochi minuti, la scelta, se non è ponderata prima da mesi di sopralluoghi da parte dei malviventi, insomma diventa una cosa, boh, piuttosto di andare qua, andiamo qua, dove non vedo luci, dove non sento rumori. Ma il problema secondo me è lì, ovviamente, il film di Totò insegna, i ladri ci sono sempre stati e le guardie ci sono sempre stati, e quindi questi sono episodi che probabilmente in questo momento vanno crescendo. Questo non è sicuramente un bel segnale sociale, questo è importante perché anche, vedete, quello che è successo la fine settimana scorsa nel vicino Veneto al centro commerciale sono segnali pericolosi perché chi agisce magari è sì preparato, ma sicuramente per agire in quella maniera è sicuramente disperato. Lì avevano studiato comunque, Era un vero e proprio comando avevano questo studiato del perché Money la Center. gioielleria era a 10 metri dall'uscita, quindi la via di fuga veloce, erano entrati, sapevano che non c'erano le guardie armate, c'era un po' una situazione particolare. Comunque, ripeto, possono diventare azioni pericolose. Poi lì la via di fuga è attaccata, è parallela all'autostrada, ma allora io mi chiedo, anche noi abbiamo centri commerciali che finiscono con l'uscita di un'autostrada, con l'entrata di un'autostrada. E questo è quello che mi preoccupa. Guardi, io ne discutevo oggi con il signor Questore, che è giunto da pochi giorni nella nostra provincia, e io dicevo a lui, sono 15 anni fa, io 15 anni fa, potete guardare i testi, potete guardare su Facebook, potete guardare la TV di Telepordenone a reverse e trovare queste segnalazioni. Io 15 anni fa, va bene, denunciavo il fatto che noi non abbiamo un commissariato e quella volta avevamo il personale, per quello mi permettevo di dire questo, ma era anche una motivazione perché il Ministero si svegliasse, no? Perché è un po' miope, un po' sordo il nostro Dipartimento, forse non conosce che Pordenone e provincia, tante volte mettono PD, sbagliano un po', vabbè, però se questi signori capissero che noi, ad esempio, a Pordenone abbiamo dei centri commerciali che sono attaccati, confinanti con l'autostrada, io cosa avevo detto? Dovremmo costituire, e lo rilancio adesso, dopo 15-16 anni, rifaccio lo stesso discorso alla politica del governo della nostra regione. Un commissariato nella zona di San Vito, un commissariato o lì o nella zona vicino il Portoguarese. Sono vie di fuga, perché chi fa la rapina al centro commerciale Fiume Veneto non va a Clout, non va neppure a Tolmezzo, signori, scappa dall'altra parte. Allora, se non lo fanno in città, dove lo fanno? Queste cose le fanno fuori. Marcon, vedi, insegna, magari l'hanno fatto a Venezia. Allora, avere un commissariato per un intervento rapido in quelle zone sarebbe una mano dal cielo. Significherebbe anche dare personale alla provincia di Pordenone, perché poi questo è, perché non è che noi possiamo
Sì, si poteva fare, 20 anni fa lo facevamo. Io e la squadra investigativa andavamo vicino chiaramente alle zone limitrofe dove si facevano più spesso atti o rapine. Una volta c'era il problema dei distributori di benzina, chi se lo ricorda, c'erano un sacco di furti, un sacco di rapine ai distributori. Il tempo di arrivare da Pordenone allo scatto della rapina alla telefonata passava un'eternità, perché 10 minuti per arrivare da Pordenone a Fiume Veneto ci vogliono, perché oggi correre comunque in sirena diventa una cosa pericolosissima, pericolosissima. Come tutti i mezzi che ci sono, poi sempre Certo, di più ovviamente. certo, in 20 anni il traffico è raddoppiato ed è raddoppiato la gente che non sa andare per strada, comunque questo è perché non abbiamo tutte persone del posto che guidano e diventa pericoloso. Quindi entrare in una sirena, arrivare lì ci vogliono dai 6 ai 10 minuti, ok? Col traffico, perché non si fa alle 2 di pomeriggio, ma si fa alle 6 e mezza, si fa alle 7. E così tutti i servizi che venivano fatti agli uffici postali. Quindi avere un posto di polizia pronto in quella zona sarebbe un deterrente non indifferente. Ma, ripeto, il Dipartimento è un po' miope, sordo, ha questi difettucci. E più invecchia e più peggiora l'acufene. E allora io sono qua a dirlo. Lei è qua ad aiutarmi a farlo sentire, il questore lo dice, i risultati sono, a proposito, qualcuno si vantava che erano arrivate 14 persone, se lo ricorda? Nuovi agenti sia a Nuovi Pordenone. agenti. Sapete che a giugno ne vanno via 4? Più i nostri. Ma di quelli che sono arrivati da qua 1 anno e mezzo, 2, se ne vanno già 4. Perché anche qui se le regole sono cambiate. Ai miei tempi non era così. Tu dopo 4 anni facevi la domanda e forse potevi sperare se avevi la mamma anziana e se avevi motivazioni valide. Oggi dopo 2 anni puoi chiedere di andare via. Il risultato è che a Pordenone di 10 che erano arrivati 2 anni fa già vanno via 4, ma non perché hanno finito il servizio, perché non hanno più di 24 anni, e perché hanno voglia di cambiare città. E la coperta è sempre corta, troppo corta per il numero di personale ovviamente a disposizione. Grazie per questa interessante riflessione a Raffaele Padrone, grazie ancora e buonasera. Grazie a voi. Adesso un piccolo break per la pubblicità, ma non cambiate canale, torniamo tra pochissimo.